una terra di ville venete che si sviluppano lungo il terraglio. Il terraglio è una strada napoleonica, sì, ma una volta il terraglio era un canale che i veneziani usavano per venire in vacanza nell'entroterra. Ed è lungo questa via che si sviluppa il turismo slow e le sue osterie e trattorie. Buongiorno Sindaco. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Preganziol, città delle ville venete. Sì, ville venete con una grande storia che si trovano lungo questo percorso. Sì, questo percorso, il percorso che caratterizza il nostro territorio è il Terraglio, la statale napoleonica che ha una grande storia. Croce delizia del nostro territorio perché lo divide in due, di fatto creando una difficoltà nell'individuare il vero centro di Preganziol, ma dall'altra parte creando questa via di collegamento fra Treviso e Venezia che fa del nostro territorio ovvero un baricentro di questa zona. Abbiamo detto ville venete come quelle che abbiamo qui proprio di fronte a pochi passi. Sì, qui abbiamo Villa Franchetti, poi Villa Taverna, Villa Colombina, sono davvero tante queste storiche dimore dei veneziani. È proprio lungo la strada del Terraglio, perché così viene chiamata il Terraglio. Ma perché? Terraglio sarebbe terraleum, la sua origine, ovvero terrapieno, nel senso che il vecchio canale era stato scavato portando tutta la terra poi su uno dei lati. Il lato veniva abbattuto dai viandanti che di fatto hanno poi creato questa strada parallela al canale. Tanti personaggi hanno caratterizzato la storia di questo territorio e ne parliamo con Francesca Gallo, la nostra storica. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Il primo punto di riferimento che darei su questa ciclabile è appena passato il boschetto c'è via Aglaia Nasillide e in tanti chiedono ma che nome strano, ma come mai si chiama così la via? Aglaia Nasillide è stata all'epoca Angela Veronese, nasce a Caonada di Montebelluna, poi va a servizio della famiglia Zenobio e a Venezia comincia a entrare nei circoli culturali e diventa poi una poetessa. E da qui ci colleghiamo con la chiesetta che adesso ti porto a vedere, dove è sepolta Isabella Teotocchi Albrizzi, con la quale Aglaia Nasillide aveva una relazione letteraria molto importante. Allora via con la nostra prima tappa. Ecco Ida, ti dicevo, qui è sepolta Isabella Teotocchi Albrizzi, che nasce a Corfù nella seconda metà del Settecento, sposa poi un veneziano, Marin, e comincia a frequentare Venezia. Lì crea un cenacolo culturale molto importante, letterario molto importante. In seconde nozze sposa Albrizzi e viene a vivere nella villa qua di fianco. E quindi poi a prima metà dell'Ottocento, quindi nell'836 quando muore, viene sepolta qua. In questi anni che lei ha vissuto tra Venezia, poi Gardigiano e poi Preganziol, sono passati tantissimi artisti qua, da Foscolo a Byron e Pindemonte, con cui lei appunto ha lasciato dei segni importanti a livello letterario e non ultima la sua presenza qua. Francesca, è quasi mezzogiorno, noi dobbiamo far tappa per mangiare e ci fermiamo da Ombre Rosse. Ma cosa sarà mai un'ombra? Andiamo a vedere. Eccoci arrivati all'osteria Ombre Rosse, sì, ma che cos'è un'ombra in questa zona? Dovete sapere che i viandanti, i mercanti che si fermavano in questa zona oppure a Venezia si riposavano all'ombra del campanile di San Marco e chiedevano un bicchiere di vino. Ecco, da lì arriva il nome ombra, che vuol dire piccolo bicchiere di vino all'ombra del campanile. E dentro ci aspetta Claudio, il nostro oste.
Ed eccolo Claudio. Buongiorno, Buongiorno. cara. Il nostro Buongiorno. oste qua su Traversa de Curame. Cosa vuol dire avere una traversa? Vuol dire appartenere a una loggia di enotecari che avevano fatto una fondazione che si chiamava Enoiteche. Cosa vuol dire essere un appassionato di vino? Vuol dire assaggiare vini in continuazione, aggiornarsi, visitare cantine, proporli. Certo, perché quella del vino è una vera e propria cultura. Sì, è proprio una vera e propria cultura. Girare l'Europa anche. Perché... Claudio, mi hanno detto che tu sei detentore di una cantina formidabile, ma non mi porti a vedere? Sì, ho più di 1000 etichette di vini di nazionalità e di regioni diverse. Ma Stefano, ma Buongiorno Ida. carissimo, sei qua anche tu in cantina, ma sei un intenditore di vino? Più che altro mi piace bere buoni vini e qui da Ombre Rosse si cade sempre sul sicuro, perché Claudio ha una cantina con un numero di etichette impressionante. Il Fosco di Miani Riserva è un vino molto molto raro e fatto con produzioni bassissime, 900 bottiglie all'anno. Come si Sono fa a capire che è un buon vino? Bisogna girare, cominciare a bere, sentire il profumo del vino. Assolutamente, perché il vino qui viene accompagnato a dei buoni piatti che noi adesso andiamo subito a vedere di Ok. sopra. Eccomi qua. Allora, un tramezzino che facciamo noi con le acciughe purtroppo del Cantabrico, che sono le più buone del mondo. Purtroppo Però questi sì. fagioli hanno radicchio di preganzioli. È buono, Stefano. Ida, è buonissimo e adesso ti porto a vedere il territorio da cui questi prodotti, questo radicchio e questi fagioli arrivano. Il nostro viaggio continua e torniamo nella ciclabile del Terraglio Slò, dove ritrovo naturalmente il nostro sindaco. Siamo proprio in uno dei posti caratteristici rispetto alle particolarità che vedevamo prima, quindi ville, terraglio, percorsi ciclabili. Qui sbuca appunto uno dei tratti di nuova realizzazione del Terraglio Slò e ci troviamo al ristorante La Magnolia. È attivo dal 1969, quindi sono oltre 50 anni che questa attività è stata avviata e proprio questa longevità ha portato la Regione Veneto a dare il riconoscimento a questa attività come locale storico veneto. E qui si può mangiare solo ed esclusivamente pesce. Che meraviglia, sindaco! Un pesce questo importante, il rombo. Sì, importante perché è un pescato del giorno, pesce fresco, abbiamo detto di carne bianca, vero Luca? Assolutamente sì. Questo è il nostro cavallo da battaglia che abbiamo, il rombo al forno con le patatine. La ricetta per i nostri telespettatori. Beh, allora prendiamo un bel rombo da 1,5 kg, lo puliamo, lo mettiamo in una teglia, lo condiamo, sale e olio, un po' di prezzemolo, noi ci mettiamo anche un po' d'aglio, non tanto, un pochino gli dà un po' di profumo. Poi ci mettiamo le patatine, pomodorini e olive, un altro po' di sale e anche un po' d'aglio anche nelle patatine col prezzemolo e lo inforniamo a 165 gradi per 25 minuti. Anche questo è un lavoro importante per far assaporare un pesce così. Assolutamente sì. Bisogna avere una certa manualità, ma dopo averlo fatto qualche volta, insomma, si riesce e si a spina farlo bene. abbastanza. Si spina bene. Paolo, è buonissimo e vorrei dire è così salato che si sente tutto il sapore del mare. Fai il carico delle energie, Ida, perché adesso ci aspetta un altro bel giro nel percorso ciclo naturalistico del Sambuco. Stefano, eccoci arrivati nel percorso ciclo naturalistico il Sambuco. Sì, Ida, siamo in una delle zone più belle della campagna trevigiana, della Bassa Trevigiana, e questo percorso ciclopedonale consente di attraversare il nostro territorio rurale, di ammirarne la flora, la fauna e di ammirare ancora le campagne così come erano tenute e mantenute, come sono state mantenute negli anni e come lo erano storicamente. Le nostre siepi campestri, i nostri
alberi, i nostri fiori in primavera, ma Certo. adesso anche i bellissimi colori dell'autunno e dell'inverno. Percorso il Sambuco, ma che cos'è? Il sambuco è una delle piante tipiche di questo territorio, di queste nostre campagne, che possiamo vedere poi. Un percorso lungo quanto? È un percorso lungo 13 km partendo dal centro di Preganziol, di cui una parte ad anello attorno alle nostre campagne. Un percorso che ha anche una sua storia che noi andiamo ad ascoltare. Francesca, qualcosa di storico importante c'è da dire qua, le nostre tradizioni. Sì, perché abbiamo parlato di ville, abbiamo parlato di territorio, ma in realtà il territorio di Preganziol era prevalentemente contadino. Era un mondo rurale, legato sì alle ville, perché erano i signori del paese che erano proprietari delle terre, delle case e delle persone, e queste persone, questi contadini, sono quelli che hanno salvato questo territorio e che l'hanno reso per certi versi identitario in questo paese. Certo, e anche sapiente, come sapiente sono rimaste nel tempo le mani dei contadini che lavorano ancora al giorno d'oggi i prodotti e che li propongono al vasto pubblico, dove noi adesso andiamo. Ci troviamo nella frazione di Saint-Bugay e fin dalla notte dei tempi qui c'era l'usanza di far benedire le case. Sì, perché in questa via, in questo piccolo quartiere, di famiglie ce n'erano solo 3. Buongiorno Maurizio. Grazie. E voi eravate proprio una famiglia delle queste 3 colonie, Favretto e Micheletto. Noi abbiamo dato il nome dell'azienda agrituristica Le Colonie. Cosa sia questo? Una roba grande così. Questo è un insaccato, è un prosciutto crudo che viene ricavato dalla coscia del maiale, la coscia viene disossata e viene insaccata. Quindi questo è un prosciutto crudo fatto da voi? Esatto, e tutti gli insaccati che noi facciamo, li facciamo naturali, senza conservanti e nitrati, come un tempo, come i contadini. Qui abbiamo una soppressa, sempre fatta a sale e pepe con aromi e spezie e nient'altro. Sì, i formaggi? Questo è un formaggio, poi abbiamo il pane fatto in casa, la nostra farina che la facciamo un po' tostare prima, lì abbiamo il prodotto trasformato, quelle sono polentine con ali di guanciale. Questo è il musetto in crosta che all'interno si trova del radicchio, che adesso è nella stagionalità, accompagnato al nostro radicchio fatto da noi con cuore, piantato da noi, messo sott'olio e marinato all'aceto. Da noi. Questa è la parola cardine che io sento che tu dici, da noi perché? Perché oltre alla sapienza e all'esperienza, signori, qui si capisce che c'è anche il cuore. Lasciamo Preganziol, anzi, lascia a voi la scoperta di questo itinerario tra territorio, ville venete ed enogastronomia. E grazie, gentili telespettatori, di essere sempre in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari. Siamo tornati a San Polo di Piave, precisamente nella località di Rai, dove tutt'oggi esistono i resti di un'antica torre medievale dei Caminesi, ricca di storia e di vicende. E naturalmente anche qui non potrà mancare il nostro viaggio nelle osterie. Bentornata Ida. Grazie Vinicio. Eccola qua la nostra Torre dei Caminesi. Per secoli Vinicio si è discusso sull'origine di questa torre. Gli storici si sono equamente suddivisi sulle origini romane oppure medievali di questa torre. Solo di recente è stato ritrovato un fascicolo che riguarda un atto di un processo svoltosi a Treviso nel 1305
in cui la causa era proprio l'eredità della torre. Cosa succedeva in questa torre? Questa torre non è altro che l'abitazione di due sposi che per sicurezza, invece di essere sviluppata in orizzontale come si fa oggi, è sviluppata in verticale, 4 piani con un bel vedere sopra in cima alla torre. Sì, e in questo posto magico si parla di effetti speciali e difatti si racconta che nelle notti di plenilunio vedevano passare il diavolo da queste parti, che appoggiava un piede sulla torre e l'altro lo appoggiava sul campanile della chiesetta del Carmine. E dai bagolari dell'antica torre caminese passiamo all'antica osteria I Bagolari, proprio a 2 passi da qui. Eccola qua la nostra compagnia, con il signor Giancarlo Vettorello, proprietario dell'osteria Il Bagolaro. Le origini di questa antica osteria, signor Giancarlo? Le origini, allora questo locale, proprio la struttura, è del 1908 ed è stata fatta per fare l'osteria e la casa di famiglia, insomma questo piccolo luogo, da mio nonno. Però l'origine, diciamo, dell'attività, quello di cui siamo sicuri è che risale circa al 1850. Pensa perché abbiamo una licenza di tabacchi austro-ungarica e quindi insomma prima dell'unità d'Italia in quegli anni lì. 1850? Sì, credo fosse il bisnonno. Ah beh sì, sicuramente, assolutamente sì. Mi ricordo che qui si vendevano anche i pennini una volta, i pennini quelli più lunghi, quelli più corti. Per scrivere? I quaderni per scrivere, perché c'era la scuola elementare, no? E quindi serviva anche per questa funzione. Ma c'era anche una cosa particolare qui in questo posto. C'era la cabina telefonica, il punto telefonico, chiamatelo come credete. Arrivava la telefonata. Vittorino, che era il nome dell'esercente, andava a chiamare il papà, che si chiamava Cencio, che abita a 1 chilometro di distanza. Allora Vittorino partiva in bicicletta, andava da Cencio. Quando arrivava a casa da Cencio, e Cencio non era a casa, era nei campi, aveva la voce Cencio, e Cencio arrivava a casa, da casa arrivava qua e qua riceveva poi la telefonata che era stata prenotata. Quindi per una telefonata che vuole circa un'oretta, insomma, una cosa del genere, di più, perché poi c'era anche l'attesa, insomma. Eccola la Doris con i nostri cicchetti, le nostre piccole porzioni. Allora, e questi qua cosa mangiamo? Abbiamo il musetto, sì, col crane fresco a scaglie, le polpette, buone ciò. E poi? I crostini con lo speck di Falcade. E qui questo tipo di vino? Il vino è un vino della zona, che è della cantina Bonotto, qua di Rai, un merlot molto buono. Sindaco, cosa dici? Beviamo un buon bicchiere di vino. Beh, direi che non si può rinunciare a questo tipo di aperitivo. E poi vicino al caldo di una cucina economica, sai che mi sono divertita anche a sentire raccontare ciò che succedeva qui una volta. Respirare la storia all'interno di questi luoghi è davvero romantico ed affascinante. E infatti è quello che vivono quotidianamente i nostri concittadini che frequentano questi luoghi, ma anche chi arriva da fuori e che ha la possibilità di respirare e vedere appunto con gli occhi quello che il tempo ha lasciato. E adesso Ida ti accompagno in una strada particolare che ci porterà in un altro luogo di San Polo di Piave. E sono curiosa proprio di vedere. Il nostro viaggio continua, ci spostiamo dalla località di Rai alla trattoria La Calandra, ma dove ci troviamo qui? Da Rai, per giungere in questo luogo, abbiamo percorso un'antica ungaresca, quelle strade che scendevano dalla nostra pedemontana e andavano a intercettare i guadi sul Piave per proseguire poi verso Treviso o Venezia. Ecco, La Calandra sorge proprio su un incrocio di queste antiche strade e con un nome ben preciso questa strada si chiamava la Cornadella Rai,
Cornadella, che è ancora un toponimo attuale di San Polo, significava proprio anche il passaggio di greggi e di animali con le corna. Hai visto che il tempo è cambiato? Le ultime 2-3 ore nel nostro viaggio, del sole, Certo. abbiamo la pioggia, ma come mai? Perché qui i barometri una volta non erano mica i barometri di oggi. Andiamo a vederne uno, entriamo dai. Certo. L'osteria racchiude, Vinicio, anche queste tradizioni popolari, come il barometro a corda. Certo, e dobbiamo dire che questa è una corda magica per darci tutte queste indicazioni che ravvivano l'ambiente e mantengono le tradizioni nella più schietta allegria dell'ambiente. Antiche sono anche le tradizioni per i nostri piatti popolari, diversi sicuramente da quello che ci hanno offerto nelle altre trattorie. Allora siete curiosi? Andiamo a vedere. Benvenuta Ida. Oh, mamma mia, Tanti sono i piatti grazie. tradizionali del posto, ma io ve ne ho preparato due particolari, che non si mangiano tutti i giorni in tavola. E cosa ci fai assaporare oggi? Allora, oggi vi faccio assaggiare la lepre con la peverada e la mussa con la polenta, che non sono piatti molto... Cosa vuol dire la lepre con la peverada? La lepre peverada è preparata con una salsa particolare. Intanto bisogna mettere a marinare la lepre con tutti i suoi aromi, almeno una notte intera. E dopo la peverada è fatta con i fegatini, le salamelle, un po' di... La peverada sarebbe praticamente il contorno, sarebbe il sugo che viene... Il sugo che condisce la lepre. E invece questo Invece tipo quella di è la piatto? mussa, è sempre uno spezzatino di mussa, una carne particolare. Questi erano i piatti che si mangiavano, si può dire, una volta, piatti semplici ma Esatto. molto gustosi. E voi avete ripreso le antiche ricette di questa trattoria che veramente si perde nella notte dei tempi. Perfetto, grazie. Questo è sempre stato un luogo di passaggio dedicato al culto della chiesa di San Giorgio, ma anche luogo di aggregazione del borgo. Vero, sindaco? Sì, certo Ida. Questo è un luogo appunto, come hai detto giustamente, di aggregazione anche storica. Qui in questo borgo, nella borgata di San Giorgio, c'è una ricorrenza che dura ormai da più di 100 anni, che riguarda la festa di capifamiglia, che viene celebrata il giorno di San Martino, che è l'11 di novembre, e tutti i capifamiglia si riuniscono e pranzano insieme. Questa appunto deriva da una tradizione dell'antichità, quando appunto in queste aree c'era la mezzadria e quindi l'11 di novembre era la data della chiusura dell'anno agricolo. Ma cosa ci servirà all'Osteria Bonamaria? Sì, proprio questi prodotti di un tempo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Eccolo qua, il piatto tipico che si mangiava in queste zone ancora 100 anni fa. È il musetto, sì, per noi il musetto, ma per i nostri telespettatori che cos'è? È il cotechino, famosissimo cotechino. Buonissimo poi, che poi per essere buono da noi si dice che deve pettare, vero? Effettivamente, sì, dovrebbe appunto pettare le dita, quindi appiccicare le dita. Non solo asparagi, ma anche le vostre verdure della vostra azienda agricola. Perché riusciamo, grazie alla serra che abbiamo installato nei nostri campi, anche a produrre delle verdure tipo il finocchio, il cavolfiore, comunque fatte in casa, ovviamente genuine. Diciamo che voi siete specializzati in due prodotti particolari. Un prodotto prettamente primaverile estivo e un prodotto prettamente invernale. Ma torniamo al musetto. Eccolo qua, che è da pettare. Sentiamo un attimo, Adesso io vi faccio capire una cosa. Che è buonissimo, ma mi manca qualcosa di piccante, sindaco. Oh, ecco, ci eravamo dimenticati. Sì, perché il musetto, vedete, eccolo qua, va mangiato assolutamente, tassativamente con il crema, un creme bianco così, naturalmente fatto da voi. Che cos'è un creme? Il creme non è altro che una salsa che viene prodotta con la radice del rafano. Che buono. Piccante ma molto profumato anche. Molta, quindi? E va ad equilibrare appunto la grassezza del musetto e della carne di maiale.
Usciamo dall'ultima osteria di San Polo di Piave e di fronte a noi troviamo la piccola chiesa di San Giorgio, una chicca di questo territorio. Una piccola chiesa, sì, ma detentrice di grandi tesori. Dalla convivialità dell'osteria passiamo alla convivialità dell'ultima cena. Ci troviamo in un luogo di culto veramente molto antico, probabilmente addirittura precristiano, vero Vinicio? Nel 1974, durante degli scavi all'esterno di questa chiesetta, fu ritrovato un sarcofago che gli archeologi hanno collocato tra la metà del III e la metà del IV secolo. Questo sarcofago restaurato è stato collocato come nuovo sostegno per l'altare nel momento della riforma liturgica nella quale il sacerdote si gira verso il popolo. Questo sarcofago probabilmente ci dice che questo è un luogo di culto precristiano e che è stato convertito poi al cristianesimo col diffondersi della nuova religione, soprattutto per preservare la sacralità dell'area cimiteriale esistente già allora all'intorno di questo sito. Eccolo l'affresco dell'ultima cena, sì, un affresco caratterizzato dalla presenza di gamberi, che non è poi così raro, Vinicio. L'interpretazione di cosa rappresenti il gambero sulla tavola dell'ultima cena offre lo spunto per gli studiosi di tante interpretazioni, perché ancora al giorno d'oggi non sappiamo effettivamente cosa rappresenti, cioè cosa significhi in una spiegazione razionale e scientifica. Ecco, il messaggio più immediato per quei popolani che frequentavano questa chiesa a partire dal 1466, quando fu realizzato questo ciclo di affreschi, era un modo per immedesimarsi alla mensa del Cristo, cioè anche loro durante l'osservanza dell'astinenza dalle carni, durante la Quaresima oppure la Settimana Santa, mangiavano i gamberi come gli apostoli su questa tavola. È un gambero che è stato cucinato perché è di colore rosso e prelude, insieme al colore rosso di tutte le vesti degli apostoli, alla passione e morte del Cristo. Ma nello stesso tempo, nella sua muta ciclica primaverile, nella quale rinasce a vita nuova, con un nuovo carapace, sta anche a significare la risurrezione del Cristo. Storia, convivialità, arte, enogastronomia. Il nostro viaggio, se volete, inizia da qui, nei nostri territori, che sono scrigno di eccellenze tutte da scoprire. E grazie, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di Itinerari. Buona serata.